Teatro Comunale Mario del Monaco da tutto esaurito per la prima del Flauto Magico di Mozart, che torna a Treviso dopo 16 anni. È un trionfo di gioventù stasera, sia nel palco sia tra il pubblico. Ho visto tantissimi ragazzi giovani e mi ha dato immensa gioia, perché si pensava che la lirica fosse una cosa per noi anziani. Invece ho visto tantissima gioventù, un pienone straordinario peraltro, tanta attenzione e quindi veramente un bel approccio per la nostra città. Tra i protagonisti dell'allestimento, ideato e diretto dal regista Paolo Gianni Cè, i vincitori del 51esimo concorso Toti dal Monte. Siamo in prova già da 2 settimane, in tempi strettissimi siamo riusciti a portare a casa questo capolavoro. Una coproduzione col Teatro Verdi di Padova e il Teatro Sociale di Rovigo. Ma infatti dopo questa prima a Treviso passerà poi a fine anno a Padova e l'anno prossimo a Rovigo. Du hast sie also erdrosselt! Erdrosselt! Un palcoscenico mutevole, un'opera carica di simboli, accompagnata dall'Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Giuliano Carella, e dal Coro Lirico Giovanile di Verona. E la lotta fra la luce e la tenebra, ma la risposta non è così semplice, e la soluzione del viaggio è viverlo e accompagnare i personaggi nella loro scoperta.